Vediamo un caso di studio, l'impianto di depurazione della città di Ferrara. Il depuratore municipale di Ferrara tratta le acque reflue della città e di alcuni paesi limitrofi, circa 138.000 persone. Attraverso una tubazione anche i reflui del polo industriale sono convogliati allo stesso impianto, ma qui vengono trattati in una linea separata. Ma entriamo più nel dettaglio attraverso le parole della professoressa Verlicchi. Dapprima i trattamenti preliminari consistono in grigliatura grossolana e grigliatura fine e dissabbiatura. La grigliatura serve a rimuovere il materiale più grossolano presente nell'acqua che è stata portata al depuratore, quali detriti di laterizio, frammenti di piante e cose di dimensioni piuttosto grossolane che possono essere intercettate da griglie a barre verticali opportunamente distanziate. La dissabbiatura invece è in grado di rimuovere i materiali solidi sospesi che possono sedimentare all'interno della vasca di dissabbiatura. Questi materiali è necessario rimuoverli in quanto potrebbero danneggiare gli ulteriori trattamenti, ma anche tutte le parti in movimento degli organi elettromeccanici. Segue un trattamento di tipo biologico, dove le acque provenienti dalla dissabbiatura vengono in contatto con dei microrganismi. Questi microrganismi sono in grado di degradare la sostanza inquinante. Ciò che per noi è una sostanza inquinante, per loro è fonte di cibo che serve per la loro crescita e la loro riproduzione. Per sottolineare questa attitudine dei microrganismi, ad essi si dà il nome di biomassa attiva, ma anche di fango attivo. Fango perché i microrganismi vivono all'interno di una matrice acquosa dove essi possono muoversi, sono in sospensione e dove essi incontrano la sostanza organica. Nelle vasche biologiche possono cambiare le condizioni operative e in particolare può cambiare la concentrazione di ossigeno presente. Le vasche pertanto possono essere aerobiche, anaerobiche o anossiche e di conseguenza le colonie di microrganismi che si possono sviluppare possono essere di tipo aerobico, anaerobico o facoltativo. I microrganismi, incontrando le sostanze organiche, possono assimilarle direttamente, soprattutto quando queste sostanze sono di piccole dimensioni e riescono a passare attraverso la membrana cellulare. Diversamente le sostanze organiche si avvicinano alla parete cellulare del microrganismo, vengono assorbite dalla parete stessa, il microrganismo produce degli enzimi extracellulari che servono a degradarle e a ridurle di dimensioni. In questo modo le particelle possono entrare attraverso la membrana cellulare e all'interno del microrganismo possono essere sottoposte a ulteriori reazioni di degradazione metabolica per il microrganismo. Questi processi avvengono sia all'interno di queste vasche a massa sospesa, sia all'interno dei sistemi di fitodepurazione o dei letti percolatori, dove i microrganismi si sviluppano adesi a materiali di supporto. Perché i processi biologici funzionino bene, bisogna favorire le condizioni ottimali per lo sviluppo dei batteri. Per esempio, nel comparto di areazione si insuffla aria in modo da fornire l'ossigeno necessario per le reazioni di ossidazione delle sostanze organiche azotate. Nel comparto non areato, dove si sviluppano batteri diversi, a volte si aggiunge una fonte di carbonio esterna, melassa, metanolo, perché quello rimasto nelle acque da trattare potrebbe non essere sufficiente. Allo stesso tempo bisogna evitare che ai reattori biologici arrivino sostanze nocive per i microrganismi che presiedono alla depurazione. Sostanze che potrebbero avvelenare i batteri e quindi rallentare i processi o non farli avvenire. Bisogna, per esempio, monitorare la presenza di metalli pesanti, di alcune sostanze inorganiche, eccetera. E nel caso siano presenti, devono essere previsti trattamenti a monte del comparto biologico in grado di rimuoverli. Per esempio, i reflui prodotti nel complesso petrolchimico di Porto Marghera vengono avviati ad un impianto a fanghi attivi. Per proteggere l'attività dei microrganismi a monte sono presenti uno stadio di accumulo omogeneizzazione che mantiene costanti sia la portata sia la concentrazione degli inquinanti nella corrente di acqua da trattare e uno stadio chimico dove, grazie all'azione di reagenti, si riescono a fare precipitare le sostanze tossiche sotto forma di fanghi chimici.
La professoressa Paola Verlicchi ci aiuterà a capire meglio questo processo. L'ultimo trattamento prima dello scarico in corpo idrico superficiale è quello di disinfezione con ipoclorito di sodio per abbattere una parte dei microrganismi e per rispettare il limite suggerito dalla normativa di 5.000 unità formanti colonie ogni 100 ml. Se l'effluente finale deve essere invece riusato direttamente in agricoltura per irrigazione, in industria come acqua di processo o acqua di raffreddamento o per scopi urbani, per esempio per il dilavamento dei piazzali o dei cassonetti, allora la disinfezione non è sufficiente. Solitamente la disinfezione viene preceduta da una filtrazione su sabbia, in quanto i principali parametri critici sono i solidi sospesi che vengono rimossi con la filtrazione su sabbia e i microrganismi che vengono rimossi con la disinfezione. La sequenza finale di trattamento potrebbe essere anche più complessa, dipende dall'origine delle acque trattate. Un esempio interessante è quello di Prato Baciacavallo, dove l'impianto di depurazione tratta contemporaneamente le acque urbane della città di Prato e quelle del comparto tessile. E quelle del comparto tessile contengono gran parte di detergenti, tensioattivi e coloranti. Dopo il trattamento biologico, le acque contengono ancora elevate concentrazioni di coloranti e di tensioattivi e per questo motivo sono sottoposte a trattamento chimico, ozonazione, filtrazione su sabbia, filtrazione su carboni attivi e disinfezione. L'effluente finale è poi inviato di nuovo al comparto industriale dove viene utilizzato come acqua di processo. Nel caso l'attività industriale richieda un'acqua di qualità ancora più elevata, essa stessa provvede ad un ulteriore trattamento. Di solito ricorre ad una nanofiltrazione o ad una osmosi inversa. Bene, grazie alla professoressa Paola Verlicchi abbiamo capito l'importanza imprescindibile del trattamento dei reflui attraverso strutture ingegneristiche che ci garantiscono di vivere in maniera salubre nelle nostre città. Quindi il riuso delle acque reflue rientra perfettamente nella logica della sostenibilità dell'acqua.